Job Orienta nei suoi 30 anni in questa edizione ha voluto dare veramente spazio ancora più all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro in un momento che è fondamentale per scrivere le riforme, condividere la strada che dobbiamo intraprendere insieme, ed insieme intendo il mondo della scuola, il mondo della formazione, soprattutto il mondo della alta formazione, quindi le accademie, gli ITS soprattutto, che devono sposare quelle che sono le esigenze di un mercato del lavoro che è veramente in grande incertezza per il proprio futuro. Se da una parte continuiamo a dire che mancano le risorse umane, dall'altra si chiedono risorse umane molto specializzate, sempre più capaci di avere anche competenze trasversali. Allora abbiamo focalizzato il tema sul duale, sull'apprendistato, perché sono esattamente i metodi, gli contratti nel secondo caso, le metodologie nel primo, con cui si accompagnano i giovani dentro il mercato del lavoro, dentro il mondo del lavoro, perché l'altro grande argomento è quello di dire i luoghi della formazione non sono quelli tradizionali, non sono più solo quelli, ci sono i luoghi dell'apprendimento non formale, e oggi sono proprio i ragazzi a dircelo, e quindi questo spazio di dialogo deve diventare poi la scelta conseguente. La prima volta che a Job sono presenti 15 assessori regionali, proprio perché le regioni, i territori di un'Italia meravigliosamente bella ma diversificata al suo interno, devono tenere conto di un quadro nazionale. Il sindacato CISL ce lo ha ben detto, ripetuto, ce lo chiedono anche le organizzazioni principali, quadro nazionale di regole, magari poche, magari certe, e poi declinazione sui territori, perché il mercato del lavoro, le opportunità di lavoro si devono costruire sul territorio.